calcio di inizio che batterà il Catania. La nostra postazione non è tra le più privilegiate, tra le più idonee, ma poco importa, noi cercheremo in ogni caso di essere assolutamente presenti. Anche quella di Marco Carli oggi, ma anche qui la pretattica non è mai una optional quando si tratta di poste in palio. Il Catania che ha battuto il calcio d'inizio di questa partita con la possibilità di una manovra sul settore centrale con Sarao, con lo spazio poi di manovra. Si era fatto vedere Russotto sull'altro fronte, non è stato servito, pallone che poi giunge oltre la linea dell'out. Aveva provato ad accentrare la posizione proprio Andrea Russotto, mentre Sarao in posizione centrale prova a dare maggiore misura e spessore al fronte offensivo della Catania. Si lotta sul reparto di centrocampo dove Rizzo con la faccia di capitano. Oggi ricordiamo che la panchina della Catania vede Francesco Lodi partire proprio dalla panca, modifica quindi anche sul fronte di centrocampo, oltre all'inserimento di Russotto dal primo minuto, con la possibilità di evitare, di controllare nella mischia. Si gioca praticamente in spazi stretti, il terreno di gioco è stato abbondantemente inondato fino a mezzogiorno. Poi abbiamo parlato anche con i dirigenti della Lamezia, preparatore atletico che conosciamo particolarmente bene per aver avuto comunque trascorsi anche con allenatori siciliani, cioè che comunque il terreno di gioco aveva un ottimo drenaggio. Tentativo di inserimento per il Lamezia, arriva subito sul fronte centrale difensivo l'onnipresente Lorenzini, mette il pallone fuori, si riprenderà pertanto a giocare con una rimessa con le mani. C'è un fallo con Miliziano che si era spostato sull'auto di destra, intervento pronto del direttore di gara per far sistemare il pallone. Nel frattempo si è rialzato il numero 41, la formazione di casa. Calcio di punizione che sta per battere quindi la Lamezia Terme. C'è Adessi sulla pallone, sarà lui l'incaricato alla battuta del calcio di punizione, mentre il Catania si schiera a zona all'interno dell'area di rigore. Ci sono tre maglie spostate tutte sul vertice a destra rispetto alla porta difesa da Peters, altre 4 invece fanno filtro e velo proprio a ridosso del primo palo dell'estremo difensore della formazione rossazzurra. C'è Adessi che batte il calcio di punizione ancora qualche istante prima che l'arbitro comunque autorizzi la ripresa delle operazioni di gioco, e Adessi adesso proprio con il sinistro, pallone in mezzo al mucchio, poi attenzione, pallone che poi non viene calciato, scivola prima nella circostanza il tentativo di tiro da parte di De Luca, pallone che comunque si perde abbondantemente, lento e distante da qualunque zona pericolo. Lo va a recuperare Peters con calma e adesso riprende le operazioni nuovamente di gioco. La posizione centrale da parte di Adessi con pallone che scavalca la linea mediana del campo, poi ritorna nuovamente alla posizione centrale difensivo, giocatore della Lamezia Terme con la maglia numero 3, e adesso può nuovamente ripartire la manovra della squadra affidata al tecnico Raffaele Novelli, che non voleva giornalisti nei pressi della sua panchina. È stata anche questa una delle ragioni, dei motivi per cui anche poi i commissari di campo successivamente hanno autorizzato Marco Carli invece a sostare nella posizione dovuta in casi di corrispondenti rinviati anche dal bordo campo. Ritorniamo nuovamente invece alla partita. Con calma prova a manovrare adesso il Catania, lo fa con Castellini, cambia il gioco all'indietro, poi il pallone che si perde fuori oltre la linea dell'out, non l'ha mantenuto comunque Russotto, boccia, quindi è costretto a fermare le operazioni. Consegniamo quindi la rimessa con le mani alla Lamezia Terme, ne approfitterà quindi con Miliziano, giocatore che opera sul fronte diciamo di fascia rispetto alla posizione della nostra postazione largo a destra. Russotto prova una serie di rimpalli, Catania che però guadagna qualche metro, mentre Raffaele Novelli dispensa costantemente consigli ai suoi giocatori, preferisce partire dalle retrovie. Il Catania è una formazione, quella di Novelli, che gioca davvero un calcio con grandi progressioni offensive, viaggiano su un'ampiezza di 40 metri, 42 metri, e il Catania quindi proverà ad affondare il colpo scavalcando probabilmente con lanci che in questa circostanza avevano inteso recuperare la posizione di
Palermo non riesce però a mantenere il pallone in gioco, voleva probabilmente un fallo, ma francamente non c'erano gli estremi neanche per il calcio di punizione. Riparte il Lamezia, sezione centrale del rettangolo di gioco, stavolta provano l'apertura sulla versante di sinistra. De Luca rincorre il pallone, ma il campo è finito, la rimessa con le mani. Io passerei subito a Marco Carli. No, ci aspettavamo una partita iniziata seppur da 5 minuti con ritmi più sostenuti, invece mi sembra che le due squadre stiano giocando di fioretto. È la classica partita, Angelo, dove le due squadre si studiano, d'altronde insomma sono la prima e la seconda della classe, anche se con distacchi notevoli in campionato e in classifica. In questo momento lo sappiamo, sono 10 i punti di distacco. Ti volevo dire intanto che con Solerzi i commissari di campo mi hanno spostato un po' verso la panchina del Catania, meno rispetto a quella della Lamezia, però riesco a sentire lo stesso l'allenatore del... Che dice? Perché insomma, c'è questo mistero di non poter stare vicino all'allenatore della Lamezia. Non mi sa, però sta dando semplicemente indicazioni. Una di queste è alla sua squadra di stare particolarmente corta in campo, di salire quando il pallone viene riportato verso la metà campo del Catania, anche perché ti faccio una considerazione che abbiamo fatto durante Sport Sicilia Preview con Gianluca Russo: il Lamezia ha più difficoltà quando si allunga troppo in campo. Quando resta all'interno dei 40 metri di copertura, insomma fra l'ultimo difensore e l'ultimo attaccante, ha raccolto maggiori risultati, per cui Novelli sta insistendo con la sua squadra perché si mantenga corta. Indicazioni ovviamente anche di Ferraro, che chiede attenzione e consueta serenità e calma ai suoi. Ti dico che qua ricomincia a piovigginare. Bene, anzi non tanto bene. Mentre avete rivisto il replay del fallo dopo l'intervento, il passaggio a parte di Sarno all'indirizzo del capitano Rezzo, toccato duro, ripresa pertanto l'operazione di gioco col calcio di punizione già battuto ampiamente dalla Catania. Adesso dicevamo non si gioca a ritmi esasperati, ricordiamo che il terreno di gioco è particolarmente allentato, ma questo ovviamente non pregiudica assolutamente il corretto svolgimento. Gianluca Russo ci ha anche fornito una serie di dati che via via proveremo a sciorinarvi nel corso della nostra telecronaca, ma intanto i due portieri, sia Mataloni da una parte che Peters dall'altra, sono stati totalmente inoperosi. Adesso invece il Catania può battere questo calcio di punizione. Siamo sul corridoio di destra, spostati alla metà dell'interlinea tra centrocampo e quella che delimita invece l'area di rigore, con 4 uomini del Catania sulla linea dell'area di rigore. Il colpo di testa con il servizio che poi viene recuperato da Andrea Russotto, il controcross a cercare l'intervento di Sarno, e Sarno poi non tocca il pallone, prima di lui centrale difensivo. E adesso che il numero 30 della formazione rossazzurra si incarica della battuta del calcio d'angolo, il primo tiro dalla bandierina che si gioca in questa partita. Siamo giunti all'8° minuto con Sarno, con il solito movimento di giocatori che non danno posizione. Nel frattempo si libera Russotto, che potrebbe essere lui. Sarno prova un pallone a giro, non lo intercetta Mataloni, il pallone che fa però il velo alla porta della Lamezia Terme, riesce però ad oltrepassare tutta quanta la linea che demarca l'area di porta e anche la linea di porta dalla distanza. La sfera si perde poi fuori direttamente per la ripresa delle operazioni. Gioca a sinistra il Lamezia Terme, va subito a fare una diagonale difensiva Lorenzini, che riesce poi a recuperare la posizione. Applausi ovviamente a scena aperta per il difensore centrale della formazione rossazzurra, che comanda tutti quanti i suoi uomini. La maggiore concentrazione era partito Lorenzini, una lunga rincorsa. Questo è il momento finale dell'intervento di Lorenzini su Terranova, ma era bello anche vedere la partenza 20 metri prima da una posizione centrale. È andato a cercare la diagonale perfetta, c'è riuscito, l'intercetto del pallone, la Catania che quindi rimane con palla distante dall'interno dell'area di rigore. Si riprenderà quindi a giocare con un calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra, inquadrato giustamente Ciccio Rapisarda, Francesco Rapisarda. Lui è il motorino del versante destro della formazione allenata da Giovanni Ferraro.
pallone che transita in mezzo al campo, l'intercetto, lo stop a seguire da parte di Vitale, lo scarico su Sarno, poi ancora una volta Rapisarda sul fronte di destra, c'è Sarno, l'interscambio tra i due giocatori della prima volta, poi Sarno riesce a recuperare il pallone, l'ultimo tocco dopo l'intervento da parte di Sarao è stato però a parere di Zago, di Conegliano, proprio quello dell'attaccante del Catania. Guardate lo scambio con l'intervento poi in scivolata da parte di Palermo, che aveva trovato lo spazio per fare filtrare il pallone all'interno dell'area di rigore, non ci ha creduto, forse non lo ha manco visto inizialmente Sarao, che poi si è avventato sul pallone con un istante di ritardo, tanto da però consentire a Mataloni l'intervento, facendo rimbalzare proprio il pallone sul piede d'appoggio dell'attaccante della Catania. Si è ripreso pertanto a giocare con una rimessa dal fondo e adesso invece De Luca la rimessa con le mani la sbaglia praticamente, consegnando il pallone agli avversari. Si lotta sullo stretto, dicevamo, sui 40 metri, poi in una mischia quasi rugbistica dove comunque nessuno commette fallo. Finora partita giocata senza tantissime interruzioni, stava per venire fuori il Catania, ma stavolta invece Zago ha visto il fallo in uscita da parte della Catania, con l'inserimento dell'interno di centrocampo. Ha fiscato il calcio di punizione, probabilmente non c'era. Per linee verticali ci prova il Catania, Vitale però commette una spinta e l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della Lamezia. Guardate l'intervento di Vitale, la mano che si allunga sulla schiena dell'avversario, come al solito, ma adesso battere i calci di punizione. Il giocatore conosce bene la categoria, ex Casertana, ex ACR Messina, adesso invece poi interviene Terranova, che in quanto a gol finora ne ha realizzati 3, ma da lì sicuramente scocchierà col destro il calcio di punizione, pallone che scodella all'interno dell'area di rigore, lo schizza Lorenzini, lo alza però alto, abbondantemente alto sulla traversa il Lamezia con Crisafi. Questo è il calcio di punizione. Guardate che Lorenzini lo perde per un attimo e poi prova proprio Crisafi a metterlo, giocatore italo-argentino, ha giocato nell'Atletico Benfield 2, formazione argentina, prima di approdare qui nella società lametina. Giocatore che non dà posizioni, lo abbiamo visto a sinistra nel momento in cui è stato battuto da Terranova il calcio di punizione, adesso ritorna nella posizione centrale, giocatore che si cerca lo spazio e adesso tutti invece a cercare Sarno, ma il tiro è particolarmente lungo, pallone che si perde oltre la linea del fondo e quindi vanificato questo tentativo di taglio in profondità. Prova a giocarla il Lamezia, lo intercetta lì in mezzo al campo il Catania, lo fa con Palermo, ultimo tocco quindi del numero 23 della formazione rossazzurra, ripresa l'operazione di gioco con la rimessa con le mani, c'è un fallo a centrocampo, lo commettono giocatori della Lamezia ai danni di quelli della Catania e deve rialzarsi pertanto Castellini, intercettato fallosamente. Non ci sono però danni per il difensore centrale della Catania, mentre Lorenzini dice compagni di squadra di spostarsi, soprattutto a Boccia gli chiede di andare in profondità e a sganciarsi con Russotto, che invece interviene in seconda battuta qualche metro indietro. Peccato lo stop a seguire da parte del Catania, può ripartire da parte di Vitale, non è riuscito, poi ottimo il filtro lì in mezzo al campo della formazione rossazzurra, si lotta sullo stretto con Sarao che prova a cercare uno slancio offensivo,
poi applausi stoppati per l'intervento maldestro da parte del giocatore della Lamezia Terme. Memone che cercava l'intercetto con i piedi, ha proprio fallito la mira del controllo e adesso riparte quindi il Catania da una parte all'altra, cercando sempre il destro di Lorenzini, poi lo scambio al centro con Rapisarda che si fa vedere tra due avversari. Non c'è fallo sul difensore esterno della Catania, c'è un tentativo di taglio da una parte all'altra del campo, però non si intendono, troppo lungo, troppo profondo, troppo centrato poi Adessi, che non aveva raggiunto la posizione di esterno destro, si era fatto vedere un po' più indietro, ma probabilmente aveva ragione anche lui. Miliziano non ha raggiunto il pallone e si è ripreso con una rimessa con le mani. C'è Boccia che lotta sul versante di destra del campo con Sarao che è tornato a fare il centrocampista aggiunto, e con Lorenzini che preferisce spazzare lontanissimo nella terra di nessuno, accompagnato ovviamente dai fischi del pubblico di Fede Lametina, e quindi una rimessa con le mani da una posazione dove noi non vediamo, non abbiamo la facoltà di vedere granché, ci affidiamo quindi alle immagini. Russotto, la girata al centro, poi grande controllo e lancio in avanti a tagliare il campo sul fronte offensivo, e di destra può partire Sarno. Sarno avanza, palla al piede, lo scambio in velocità per posizione centrale, si era fatto vedere incredibilmente il Catania, pronto poi all'intervento da stoccata decisiva, anticipato nella circostanza. Peccato perché era partito bene il Catania con un lungo lancio in traiettoria velenosissima. Attenzione perché prova la botta stavolta dalla distanza Lamezia Terme con Adessi. La prima parata importante del Catania la realizza proprio Betters. Guardate il tiro di Terranova con pallone calciato di destro a rientrare, e con Betters che ha praticamente girato la sfera oltre il disegno del vertice di sinistra della sua porta. Si è partito quindi con un calcio d'angolo, pallone allontanato definitivamente dal Catania, ma annotiamo nell'arco di pochi minuti la ripartenza del Catania e poi il tiro insidiosissimo di Pietro Terranova, limite dell'area di rigore, e intervento da parte di Betters. Lorenzini adesso da parte della panchina di Giovanni Ferraro. È stato il primo accenno del Catania e la prima, diciamo, giocata importante da parte della Lamezia. Marco Carli. Allora ti dico che c'è molta attenzione anche in chiave difensiva da parte del Attenzione, Catania. nel frattempo al limite dell'area di rigore, all'interno è tutto libero a sinistra, la traversa, l'incrocio dei pali colpito dalla Lamezia, e attenzione perché il Catania si era fatto praticamente imbucare, ma l'azione ancora una volta continua. Poi Lorenzini, l'uscita da parte di Betters che non prende il pallone, allontanato definitivamente da una parte all'altra del campo, e con Sarno che prova ad affondare in velocità, salta l'uomo all'Arno. Sarno, si va a vedere Sarao, si va a vedere anche Russotto, poi preferisce scaricare all'indietro con lo spiovente all'interno dell'area di rigore, in posizione di fuorigioco da parte dell'attaccante del Catania Sarao. Ma che pericolo che ha passato il Catania qualche istante fa. Rivediamo nuovamente l'azione, siamo all'interno dell'area di rigore, lo scarico sulla versante di sinistra, ancora una volta Terranova, l'incrocio ai pali da parte del numero 10, poi raccolgono ancora una volta il pallone, l'invito all'interno dell'area di rigore, il traversone e lo spiovente ad opera di Crisafi, pallone che però oltrepassa la linea anche di Lorenzini. Poi l'uscita da parte di Betters, e sulla ripartenza invece il tentativo della Catania di andare praticamente a ribaltare la
condizioni di gioco da estrema difensiva ad offensiva, ma attenzione perché la traversa e l'incrocio dei pali è stata presa da Terranova e quindi pericolo per il Catania. La reazione alla panchina, eravamo con Marco Carli. Reazione dalla panchina, ovviamente un bel brivido per Ferraro, che ti dico sta dedicando tanta attenzione proprio anche all'aspetto difensivo, tantissime indicazioni. Di nuovo a te. Attenzione, pallone che però stavolta viene recapitato direttamente tra le braccia dell'estremo difensore del Catania Peters. Marco, finisci. Tante indicazioni per Boccia, che dà sempre un'occhiata a quello che fa a Dessi, che ricordiamo è vice capocannoniere del campionato. E nello stesso tempo Novelli chiaramente dice proprio ad Dessi di guadagnare posizione, poi spostarsi verso il centro in modo da aprire lo spazio sull'esterno, visto che Boccia lo segue costantemente. Queste sono le schermaglie anche in panchina fra Ferraro e Novelli che ti segnalo in questo momento. 6 gol sono quelli di Addessi fino ad ora e speriamo che rimangano comunque tali. Cambia gioco il Lamezia, stavolta con qualche difficoltà nella chiusura da parte di Rapisarda al centro dell'area di rigore. Riescono a allontanare, un buon momento però per il Lamezia, c'è fallo in attacco per quanto riguarda la formazione di casa. Protesta ovviamente il pubblico di Fede Lametina, ma Russotto è stato toccato duro nel momento in cui cercava lo slancio, poi anche segnalazione da parte della guardaline. Si riprende pertanto a giocare con un calcio di punizione che batte il Catania con Lorenzini, Castellini, a destra poi Rapisarda, ancora una volta Castellini, Lorenzini, si fa vedere Boccia ma finora non viene servito. Lo scarico proprio adesso invece sulla numero 2 della formazione rossazzurra, poi l'intervento lì in mezzo al campo da parte di Vitale. Torna indietro a cercare il capitano Russo, che sbaglia però la misura e anche la velocità dell'appoggio per Rizzo. Pericolo ovviamente per il Catania, lo abbiamo raccontato in presa diretta in tempo reale con la traversa che è stata colpita quasi all'altezza dell'incrocio dei pali a destra della porta difesa da Beters. Si era praticamente aperto un varco. Attenzione, provano sempre a sinistra, strano perché proprio il punto di maggiore solidità della difesa della Catania. Difatti c'è proprio Rizzo che parla con Russo e poi prova ancora a mettere le misure lì in mezzo al campo, e ovviamente è un Catania che, utilizzando Palermo, rinuncia probabilmente a qualcosa nella fase di maggiore copertura. Preferisce invece, giocatore che preferisce spostare il baricentro del gioco più in avanti. Boccia in seconda battuta riesce, poi Russotto fa praticamente la funambolo. Intervento da parte di Cristiani sul pallone, dice Cristiani. L'arbitro invece comanda il calcio di punizione. Si spiega ancora una volta Cristiani. Guardate la giocata prima di Russotto, poi Cristiani arriva a piedi uniti. È vero che arpiona il pallone, ma va a commettere comunque fallo direttamente su Russotto. Dialoga comunque Francesco Zago di Conegliano con i giocatori. Comandato già il calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra. Lo batte Lorenzini. Vi parleremo anche del direttore di gara, che ha una tradizione molto casalinga sulle vittorie, e sicuramente di questo non si sarà lamentato il presidente del Lamezia Terme, ma tutti gli score, tutti i trend servono anche ad essere invece mitigati nel corso del tempo. Peccato, sfuma la possibilità di mettere in movimento Vitale, che era in posizione più avanzata direttamente sui piedi, sulle braccia di Mataloni. Il lungo lancio e adesso con la destro Miliziano, poi copre Boccia in prima battuta, aspetta poi l'errore dell'avversario che è Adessi, il controllo, la palla che viene messa fuori. Ancora il numero 2 della formazione rossazzurra, lo scarico su Castellini, la finta del passaggio, poi ritorna nuovamente al centro della parte mediana del campo con Rizzo, lungo lancio a cercare proprio poi l'inserimento da parte di Palermo. Rizzo perde un pallone
pericolosamente, c'è un fallo, l'arbitro capisce tutto e primo cartellino giallo della partita per Vitale, che viene ammonito. Fuori tempo sicuramente l'intervento sul portatore di palla che era Cristiani, e lì tutto nasce da un intervento sbagliato da parte di Giuseppe Rizzo. Il pallone è troppo corto, aveva messo proprio nella possibilità della Lamezia, e poi Cristiani di avanzare palla al piede, ha messo una pezza per evitare guai più seri. Mattia Vitale, l'arbitro lì ad un passo, lo ha ritenuto fallo particolarmente violento e comunque tattico, e quindi cartellino giallo, il primo di questa partita. Pallone sciabolato, cercare Russotto, buona però la posizione di Miliziano, sempre particolarmente attento, non ha un gran cliente Miliziano a Russotto, però finora Russotto non è stato mai messo nelle condizioni di lavorare come sa. Sulla tre quarti ha fatto più cose in una posizione leggermente più arretrata. Lorenzini, sciabolata con il sinistro, taglio però troppo profondo, non ci arriva nessuno da quelle parti, non ci può arrivare Sarno, taglio anche che transita dalle parti di Vitale, ma transita distanza non raggiungibile per il giocatore della Catania. Adesso Crisafi sull'out di sinistra del campo, ancora una volta la Lamezia che prova a cercare il movimento su quella area del rettangolo di gioco. Per loro una partita particolarmente importante, se non la partita dell'anno, sicuramente di quest'anno solare lo sarà, anche perché ha lasciato qualche punto di troppo nelle ultime partite di questo campionato e hanno preparato al meglio quella che era la sfida contro la capolista, mentre una girata di testa, l'intervento di Betters, la posizione comunque facile, il controllo per Russotto, chiamato al fare come al solito il funambolo destra-sinistra. Adesso si prende il pallone con il destro, preferisce l'appoggio per linee orizzontali, sposta praticamente in avanti il baricentro del gioco e il Catania, ma giocano in 28-30 metri. I giocatori della Lamezia non consentono mai al Catania il fraseggio stretto, soprattutto se si viaggia comunque a velocità non particolarmente elevata, e questo ha permesso finora comunque alla porta di Mataloni di restare sostanzialmente non interessata dei lanci dei giocatori del Catania, che adesso ci provano attraverso all'interno dell'area di rigore, poi la sfera viene allontanata, mantenuta in gioco da parte di Rapisarda tra due avversari, pallone che però gli viene anche tolto. Sbagliano anche quelli della Lamezia per l'ansia di disfarsi del pallone, con Russotto che però perde una palla lì in mezzo al campo. Attenzione alla ripartenza da parte della Lamezia, recupera però la posizione il numero 7 della formazione rossazzurra, che non molla l'avversario, evita guai peggiori perché si stava muovendo ad essi. Sulla fronte anche l'interscambio con Crisafi, bravo Russotto in seconda battuta, prima leggero nell'intervento, poi però caparbio nel recuperare la posizione, anche il punto di non contatto con l'avversario utile però a sradicargli il pallone dai piedi. Lorenzini, taglio per Sarno, finora però il goniometro dei giocatori del Catania non ha mai trovato probabilmente la velocità e l'angolazione giusta, soprattutto l'angolo giusto, mentre Russotto al centro dell'area rigore con Sarno che si era praticamente trovato il pallone sul destro di rimbalzo. Peccato perché lungo lancio e il taglio di Russotto per linee verticali, dritto per dritto, transita prima dove c'era Sarao, poi lo raggiunge Sarno, il controllo non è dei migliori. Grande partita da parte di Terranova, il giocatore che si sta facendo vedere a tutto campo. Nel frattempo per il Lamezia, solito lancio lungo la direttrice di destra, pallone che si perde però perché il campo è finito, lo controlla soltanto il Catania. Castellini si fa vedere,
sarà probabilmente interessato al pallone che invece non va a raggiungere l'area di rigore della Catania, mentre sarà il solito gioco a servizio di tutta quanta la squadra, poi rimessa con le mani a favore della formazione rossazzurra. Movimento di Addessi che si era fatto vivo come al solito sulla fronte di destra. Russotto, attenzione, deve fare attenzione perché sulle prime palle arrivano veloci e non fanno sconti a nessuno. Russotto poi la girata e il taglio a fari spenti, voleva come al solito trovare la posizione di Sarno, finora comunque quasi mai trovato dai compagni di squadra. Sarno continua a cercare il contatto con il pallone ma non riesce a trovarlo da una parte all'altra, scavalcando la linea del campo con Lorenzini. Deve fare attenzione però Rizzo lì in mezzo ad avere diciamo un passo leggermente più spedito all'interno del rigore. Sono arrivati i giocatori della Lamezia Terme, il solito onnipresente Lorenzini, e poi Lamezia Terme che guadagna un calcio d'angolo. Siamo giunti alla mezz'ora di questa partita, il risultato è fermo sullo 0-0. Primi piani proprio sotto la curva dei 550 che sono giunti da Catania, 31 minuti, 0-0. Ai punti Lamezia ha trovato anche la traversa, pallone che spiova all'interno del rigore, palla che però viene colpita in maniera assolutamente sbilenca da parte di Adessi, il corpo tutto riverso verso all'indietro e palla che quindi non può che sorvolare abbondantemente la traversa. Marcato stretto nella circostanza, non corre pericolo la porta del Catania, ma diciamo che non crea neppure tante occasioni. Ovviamente è una partita complicata, difficile, la più difficile sulla carta che finora il Catania ha giocato dall'inizio di questo campionato. Giochiamo sul campo della vice capolista in una gara preparata dal tecnico Raffaele Novelli come se fosse stata la gara, dico anche giustamente, della vita. Per lui una scommessa questo campionato, si è trovato comunque a doverselo giocare con diciamo un panzer che è il Catania, nonostante lui comunque abbia una squadra particolarmente rodata. Russotto, il taglio come al solito a cercare il movimento di Sarno, troppo lezioso però il tentativo di accarezzare il pallone con l'esterno della piede, glielo sradicano poi lì in mezzo con la possibilità di Palermo di andare a pressare, a mordere sulle caviglie degli avversari. Ci riesce però, comanda un calcio di punizione il direttore di gara. Finora partita giocata con ottimo fair play dall'una e dall'altra squadra, controllo nel frattempo di Boccia prima di petto, poi il recupero della posizione, pallone che però si perde fuori oltre al linea dell'out. Si riprenderà quindi a giocare con una rimessa con le mani a favore del Catania. Deve fare comunque particolarmente attenzione il Catania sul versante di centro-sinistra. Finora Russotto ha praticamente giocato una partita impeccabile sul piano del sacrificio, anche sulla la linea di centrocampo e su quella difensiva. Catania che però deve accorciare un po' e soprattutto deve cercare di riequilibrare le distanze lì in mezzo al campo. Non so se da bordo campo la percezione sia uguale, lo chiedo a Marco Carli. Percezione identica anche da bordo campo. Intanto ti do una curiosità, perché poco fa Michele Zeoli ha chiesto di accendere le luci dei riflettori. Siamo d'accordo. Ovviamente le ha chieste perché insomma, l'atmosfera, come vedrai e come si vede, è particolarmente plumbea in questo momento della gara, e il commissario ha fatto presente a Zeoli che deve essere l'arbitro a decidere se accendere o meno i riflettori. Facevi notare prima di Russotto, ti dico che soprattutto nella parte iniziale della partita Ferraro ha chiesto a Russotto: fatti dare il pallone, perché tu puoi inventare, soprattutto considerando il fatto che, l'hai notato benissimo anche tu durante la cronaca, il Lamezia si chiude bene con due linee particolarmente strette davanti al portiere. C'è Palermo con Sarno e poi sarà un liscio all'interno del rigore. Russotto non se la sente di caricare il destro, ci prova invece a questo punto, ci ha provato Rizzo, c'è l'intervento di mani abbondantemente fuori area del rigore, però l'arbitro dice che è tutto regolare.
sul controllo di Rizzo, ma ci sono stati due lisci clamorosi. Poi il pallone è arrivato dalle parti di Russotto, che non se l'è sentita perché non si aspettava il doppio liscio di caricare il destro, ha preferito lo scarico. Guardate, difatti sull'esterno, e qua c'è Rizzo che batte linea dal limite dell'area di rigore in scivolata, pallone intercettato, ma stavolta sono concorde con la visione del direttore di gara. Il col braccio era particolarmente legato al corpo in un movimento assolutamente naturale in scivolata, pallone battuta a distanza ravvicinata, non c'erano gli estremi per il calcio di punizione a distanza ravvicinata rispetto alla linea che demarca l'area di rigore. Calcio di punizione invece assegnato adesso alla Mezzia Terme, siamo sulla versante di sinistra, pericolo che è trascorso per il Catania quando c'è stato l'incrocio dei pali e soprattutto scheggiato la traversa quasi all'incrocio dei pali con la botta di Terranova. Dopodiché soltanto ordinaria amministrazione, più però per Beters, che adesso praticamente vede il pallone transitare all'interno dell'area di rigore, allontanato il fallo comunque chiaro ed evidente su Sarno, che adesso parla con il direttore di gara, che ha comunque ampiamente e tempestivamente comandato il calcio di punizione. I minuti sono trascorsi 36, non ci si poteva aspettare una partita particolarmente spumeggiante, mentre i diaframmi delle nostre telecamere si aprono proprio perché quello che vedete è soltanto opera tecnica, ma così come dice Marco Carli, all'interno del rettangolo di gioco e tutta quanta l'atmosfera calano abbondantemente i coefficienti di luminosità all'interno dello stadio, ma comunque sembra che sia giorno e invece qui cominciano davvero le prime ombre della sera, con la Lamezia che adesso scarica per posizioni centrali con Silvestri, giocatore ovviamente della Lamezia, con lo scambio centrale con Cadili, pallone che viene però spedito dritto per dritto dalle parti della panchina del tecnico Giovanni Ferraro, e da quella posizione proprio Boccia riprenderà le operazioni di gioco. Con Sarno si sono accese le luci nel frattempo all'interno dello stadio, con Rapisarda, poi tocco a cercare seconda battuta Rizzo, lo scarico di Rizzo, il movimento di Sarno, limite dell'area di rigore, pallone che però viene intercettato per linee centrali. Ancora una volta l'intervento di Boccia a scaricare a fari spenti, a luce accese ma a fari spenti, dove non c'è assolutamente nessuno, e quindi è più per allontanare il pericolo e per evitarlo che per costruire un'azione. Si era trovato la posizione centrale e Boccia aveva visto il movimento di Sarno che non poteva più trovarsi lungo il corridoio di destra, ha lanciato lì quasi a memoria, ma senza accorgersi che il compagno nel frattempo aveva davvero cambiato posizione, non poteva raggiungere quel corridoio. Prova adesso invece il Lamezia con Miliziano, lungo lancio a cercare il movimento però di nessuno, perché da quelle parti Crisafi non può assolutamente arrivarci, e quindi sfumata questa opportunità. Lamezia, che dicevamo questa partita vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi contro la Vibonese in trasferta e Licata in casa, in mezzo alla sconfitta contro il San Luca, formazione che adesso non riesce ad ottenere i 3 punti dal 23 ottobre, dalla vittoria casalinga contro il Ragusa, e adesso se la deve giocare col Catania. Rizzo, apertura sulla fronte di destra, solito Sarno, l'inserimento di Palermo, poi lo scarico di Palermo, tentativo di ribattere il pallone e il tiro, la posizione però irregolare, nel frattempo ravvisata dal secondo assistente, dal Simone Della Mea di Udine, e quindi calcio di punizione a favore della formazione gialloblu di casa, con il Lamezia che può partire con De Luca, lo scarico per linee centrali, pallone intercettato pervenuto a Silvestri. Si parte sempre da Cristiani, posizione centrale, problema di girarsi, trovare nuovamente il compagno libero, lo trova in Silvestri, la chiusura da parte di Lorenzini
che anticipa tutti, con Sarao che viene toccato duro, fatica di Sarao e tante sportellate. Queste sono praticamente le misure che normalmente, mentre vedete che la pioggia riprende, così come giustamente le nostre telecamere vi mostrano, ma a mezzogiorno sarebbe stato davvero impraticabile pensare di poter scendere in campo. Questa davvero è una pioggia finora che può accompagnare il decorso di una partita diversamente da quello che è capitato tra tombe d'aria, fulmini e grandinate intorno a mezzogiorno. Riparte il Catania, stavolta peccato perché il tocco a chiudere da parte di Palermo allarga troppo la traiettoria, non va a centrare l'interno dell'area di rigore e da lì non c'era nessuna mezzala pronta a recuperare quella pallone. Rizzo, Russotto, e adesso è la volta di Boccia, lo scambio con Sarao, la posizione comunque regolare, si gira Sarao, il pallone che si perde comunque 1,5 metri distante dalla traversa, però il movimento di Sarao, spalle alla porta, non ci ha pensato 2 volte ad inquadrarla, si era fatto vedere anche Russotto che poteva recapitare il tiro, si era trovato libero ma si è fatto proprio ingolosire lo Sarao, e poi che botta la sua, se avesse centrato lo specchio alla porta sarebbe stato davvero imparabile per Mataloni. E ovviamente ad un attaccante non puoi chiedere soltanto di andare a fare sportellate in mezzo al campo, ogni tanto devi giustamente consentirgli il tiro, e poi nelle corde sarà ovviamente anche queste giocate. Lorenzini, che giocatore, sempre grande senso della posizione, prova Vitale a recuperare lì in mezzo al campo un pallone con Russotto che si sacrifica tanto, e poi c'è il fallo di Adessi assolutamente evidente. L'arbitro ferma il gioco, non c'è comunque cattiveria tra capocannoniere della formazione di casa e un giocatore come Russotto. Adesso si era liberato di Russotto ma in maniera fallosa, lo abbiamo rivisto nelle immagini. Lorenzini, Russotto, e in prima battuta Russotto deve sempre pensare che comunque è un uomo, mentre adesso ne può approfittare. Il recupero poi della posizione della linea difensiva del Catania, lo scarico sul versante di destra per Miliziano, il pallone attraversò nel tendone dell'area di rigore, lo recupera comunque Beters senza difficoltà, lo lancia poi a destra, movimento di Rapisarda, anche Sarno si era ritrovato sulla linea dei difensori. Lorenzini, 30 metri come al solito, 30-35 è tutta la linea che demarca il campo per quanto riguarda la formazione Raffaele Novelli. Difesa, centrocampo, fronte offensivo viaggiano tutti su un elastico di 35-40 metri, 35-40 metri, scardinarlo e cercare di allentare questo tipo di range, questo tipo di fisarmonica tra i reparti, finora comunque sempre contenuti nelle misure adoperate dal tecnico dalla prima di questa partita, senza nessuna sbavatura. Russotto, posizione da interno, gioca praticamente in posizione leggermente più avanzata rispetto a quella di Rizzo, e quando scala il Catania anche Boccia si fa vedere in collocazione diciamo da esterno offensivo. Russotto ha preso ormai l'abbrivio di trovare il lancio dal reparto, dal cerchio di centrocampo, e adesso Rizzo gli dice torna nuovamente alla tua posizione, mentre Sarao dialoga con i compagni di squadra, dovrebbe avere maggiori servizi anche da parte di Palermo, che in chiave di costruzione ha cercato di fare qualcosa, ovviamente lasciando probabilmente qualcos'altro lì nella chiave di interventi in chiave più difensiva. Non ci sarà sicuramente recupero, lo chiedo a Marco Carli perché finora la partita è scivolata via.
mancano 30 secondi alla fine, o a meno che tu abbia altre indicazioni. Al momento non abbiamo avuto neanche noi indicazioni del recupero, infatti vedo anche che i commissari mi danno responso uguale, cioè non c'è stata indicazione di recupero, per cui o non ce n'è oppure ancora l'arbitro non ha dato il tempo. Vedo che adesso controlla proprio l'orologio, ma non arrivano indicazioni in tal senso. Non ci sono state interruzioni in questa partita, quindi reputiamo che l'arbitro fischierà 2 volte proprio in questo istante. Lo sentite in bassa frequenza. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-0 a reti inviolate. La partita nel frattempo ripresa nei secondi 45 minuti, linea Marco Carli nel frattempo che il gioco è fermo, per capire se ci sono indicazioni che provengono dall'una o dall'altra panchina. Allora, non ci sono cambi, Angelo, sono per cui gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione di gioco. In casa Catania si sta scaldando Jefferson e in questo momento anche De Luca. Piove abbastanza forte, non sta piovendo come ovviamente a mezzogiorno di oggi. Intanto Catania, attenzione, limitato, il gol incredibile, il gol della Catania con la grande marcatura, mi è parsa, di Palermo, che stavamo parlando con Marco Carli, una girata incredibile da parte di Palermo e la botta che è andata praticamente ad incrociare all'interno, imparabile per Mataloni, e poi proprio Palermo, il gran gol di Palermo. Ma che giocata tutta quanta in velocità e sotto la pioggia, l'uscita da parte dell'ottimo Boccia, pallone messo all'interno del rigore con Palermo che ha difeso la posizione, ha carezzato il pallone col destro, ha incrociato il pallone e la sfera che si è persa praticamente all'incrocio dei pali per un gol incredibile proprio sotto la curva dei tifosi della formazione rossazzurra. La sgancia praticamente la bomba il Catania al primo minuto nel corso di questa ripresa, con un gran tiro che Palermo ha praticamente inventato, l'assist di Boccia e il gol di Palermo. Vorrei subito sapere da Marco Carli qual è stata la reazione della panchina. Grandissima soddisfazione, anche perché ti segnalo Angelo che sono 2 scelte. Noi di solito lodiamo le scelte di Ferraro, no? Quando fa i cambi durante la partita, no? Partita in corso. In questo caso sono 2 scelte con giocatori che sono partiti dall'inizio e che magari non erano certi di partire dall'inizio, almeno nelle indiscrezioni della vigilia. C'erano dei dubbi sia per quanto riguarda Boccia sia per quanto riguarda Palermo. Li ha scelti Ferraro e sono stati i protagonisti di questa azione. Lo abbiamo detto dall'inizio di questa partita, la scelta di Palermo era sicuramente una scelta un po' più spregiudicata, che toglieva probabilmente qualcosa alla manovra di contenimento a centrocampo, ma che avrebbe dato magari più slancio a quello che era il fronte offensivo e l'inserimento di una mezzala che comunque riesce anche a lavorare ai fianchi dell'avversario, a crearsi lo spazio, ad inserirsi per linee centrali, dopo comunque anche l'ottimo assist di Boccia, ma la difesa dello spazio del pallone spalle alla porta da parte di Palermo, la girata praticamente ad occhi chiusi nel tentativo di andare a trovare proprio quella pertuggia vincente, ha permesso a Palermo di realizzare proprio un gran gol alle spalle della porta difesa da Mataloni, ma soprattutto di fronte ai 500 tifosi del Catania, che subito in apertura, pronti e via, hanno visto il gol del giocatore che probabilmente oggi aveva tutte le migliori intenzioni di fare qualcosa di più rispetto a quello che aveva riuscito ed era riuscito ad esprimere nei primi 45 minuti. Rivediamola se vogliamo questa azione, lo chiediamo ovviamente alla solerzia della nostra regia, perché pronti e via, il fischio iniziale secondi 45 minuti, la bella giocata da parte della Catania e il gol di Palermo che sblocca il risultato dopo che nei primi 45 minuti la Mezzia Terme aveva trovato invece su quello stesso fronte del campo, sempre sotto a ridosso della tribuna dei tifosi della Catania, l'incrocio dei pali al quarto d'ora
con la traversa da parte di Terranova. Stavolta Palermo ha mirato proprio sul fronte totalmente diverso, anche il controllo del pallone era giocatore sicuramente di altra categoria. Adesso Rizzo in mezzo al campo, si lotta ancora con Russotto che va praticamente a fare davvero l'aggiunto sul fronte di centrocampo, una posizione inedita quella di Andrea Russotto, che sta giocando comunque una partita incredibile. Nel frattempo rivediamo tutta quanta l'azione che ha portato al gol del Catania, il controllo di Palermo, la girata, il controllo lo lasciano praticamente i due avversari, mentre esplode ovviamente un botto sotto la curva la tribuna dei tifosi del Catania, con un po' di fumo che arriva all'interno del rettangolo di gioco, mentre Castellini di testa per Lorenzini, calma per Rizzo, deve togliersi il pallone dai piedi Rizzo, poi lo controlla Lorenzini tra due avversari, ancora una volta Rizzo di tacco all'interno del metacampo rossazzurro, Lorenzini lo spazza via lontano, ma adesso ovviamente vedremo un'altra partita, perché se è vero che la Lamezia aveva ovviamente cercato di avere il controllo della metacampo, è altrettanto vero adesso la botta dalla distanza di Henry Peters, la battezza centrale, la battezza bene, e poi dopo averla lasciata rimbalzare la fa sua. Il tiro ancora una volta di Pietro Terranova, autore ovviamente delle giocate più significative della formazione Lamezia Terme, i suoi 3 gol in questo campionato, giocatore che è arrivato alla Lamezia dopo i trascorsi col Picerno, poi col Dattilo, quello che probabilmente meglio finora ha interpretato la partita per quanto riguarda il Lamezia. Castellini per Rizzo, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, non si vedono più neanche molto bene le linee, taglio troppo profondo, si scusa il capitano della Catania, avrebbe voluto lanciare Sarno. È ovviamente una manovra che il Catania esprime ripetutamente e con ogni probabilità ovviamente i tecnici avversari vanno a cercare costantemente le contromisure. Sarno, sappiamo, però è un giocatore imprevedibile, un controllo unico del pallone, ovviamente un discorso è poter adoperare tutte le qualità tecniche quando il terreno di gioco è nelle migliori condizioni di praticabilità, altro discorso quando si rischia di scivolare come adesso fa Castellini. Prova l'inserimento per linee centrali Emanuil, che è chiamato invece a ritornare nella sua posizione, giocatore greco con trascorsi nel Giuliano del Castrovillari, provato qui a Lamezia, dopo che comunque il presidente della formazione di casa ha puntato tutto sullo scorso campionato, investendo tantissimi capitali per il Lamezia, ma la faraonica campagna acquisti della stagione 2021-2022 non aveva portato i frutti sperati. Si è concluso la stagione Lamezia al 4° posto prima di perdere 4-2 la successiva sfida playoff contro la Cireale. Quest'anno invece Lamezia si è trovato di fronte a un'altra corazzata importante. Il Catania ha tenuto testa nelle prime giornate di questo torneo, in un testa a testa durato davvero una buona metà di questo inizio di girone d'andata. Poi Lamezia ha cominciato a perdere punti, a perdere di distanze dal Catania. Catania che adesso attacca, posizione centrale per Sarau, il taglio da una parte e dall'altra, buono però il recupero di De Luca che spedisce il pallone lontano, il taglio in profondità, si stava facendo vedere proprio Sarau e ha ragione Busetta. Abbiamo un ragazzo a marcare Sarau, ma attenzione perché De Luca è un giocatore cresciuto nelle giovanili del Genoa, è un prospetto importante dato in prestito alla Lamezia Terme e adesso però con obbligo di farlo ritornare nuovamente nella società madre. C'è una sostituzione, un cambio, Marco Carli. Tese nelle fila del Lamezia al posto di Maimon, campista per
per un altro con Maltese, che era appunto recuperato in questa settimana e che adesso trova spazio in campo. Grazie Marco. Entra Maltese, mediano, ovviamente non cambia molto quello che è la lettura di intenti da parte della Lamezia Terme, aveva giocato comunque fino alla una buona partita, mentre vedo aree di cambi forse dai fila del Catania. Qualcosa ha detto Rapisarda alla panchina, ma c'è il calcio d'angolo che batte il Catania, proprio Rapisarda collocato sul primo palo, prolunga la traiettoria del pallone, la rincorre sulla fronte di sinistra, lo spioventa all'interno dell'area di rigore, si lotta ancora con l'autore del gol della Catania, poi spazzano definitivamente l'area di rigore quelli della Lamezia. Gioca in posizione da libero Peters, che attenzione sul terreno di gioco infame, adesso continua a piovere, poi chissà le nostre camere indugeranno anche sul controluce dei riflettori per mostrare come comunque la pioggia non ha smesso di cadere anche nei momenti tra il primo e il secondo tempo all'interno dell'area di rigore. Pericolo, Peters con la punta del piede, quasi da calcetto, l'intervento del portiere della Catania su, diciamo, un rimpallo fortuito, lo stava mettendo fuori tempo, ha preferito andare di punta sull'intervento, mentre Lorenzini prova il contrasto su Crisafi. Attenzione, si aprono le maglie della Catania, poi attenzione perché Russotto, che è chiamato a fare anche il centrale difensivo, lascia carambolare pallone sui piedi dell'avversario, su di lui pericolo. Adesso il Catania non deve farsi imbucare la Lamezia Terme, che ovviamente non ci sta. Il gol rimane un gesto tecnico categoria superiore, quello di Palermo, ha spezzato questo equilibrio che nei primi 45 minuti lasciava comunque mettere ai punti la migliore prestazione offensiva della Lamezia Terme, con Sarao che non raggiunge il pallone dopo che Sarno aveva provato a saltare due avversari, non può raggiungerlo perché su Sarno, come al solito, c'è sempre un costante raddoppio di marcatura. Quel colpo di testa di Terranova, grande movimento per il numero 10 della formazione di casa. In mezzo al campo c'è un duello, c'è uno scontro e poi c'è il cartellino giallo per Sarao, intervento diciamo a sportellate. Guardate, Sarao arriva in scivolata, non è un gesto cattivo quello di Sarao, che però non raggiunge il pallone, si becca però il cartellino giallo per il tocco su Alessio Cristiani, che rimane comunque indenne da danni. Mentre ci sono sostituzioni, Marco, tra le fila del Catania. C'è il cambio classico, diciamo, per gli avanti del Catania. Entra Jefferson, esce Sarao, che è stato appena ammonito e poco fa l'ha anche detto all'arbitro, l'ha urlato, ha detto sono scivolato, è stato per questo che non ho potuto poi controllare la mia azione, è andato poi a commettere il fallo per cui è arrivata l'ammonizione. Ora esce dal campo, entra al suo posto Jefferson. Bene, sostituzione ormai alla quale siamo abituati. Entra Jefferson, 79 la sua maglia, esce la 99 invece della Catania. E Jefferson sapete che è uno di quelli che aspetta i secondi 45 minuti. Ormai abbiamo anche scherzato su questo tipo di sostituzioni, perché lui arriva a giocatori stanchi e con ovviamente un sistema d'attacco sicuramente diverso rispetto a quello di Sarao, che lo porta comunque ad approfittare di qualunque disattenzione difensiva. Con Rapisarda che viene toccato duro, stavolta il cartellino giallo, se lo prendono i giocatori della Lamezia, assolutamente meritato quello per Crisafi, giocatore italo-argentino che è arrivato su Rapisarda con i tempi sbagliati, non ha allentato il tackle, anzi tutt'altro, è andato ad affondarlo, e quindi calcio di punizione per il Catania con Castellini che è pronto a battere il calcio di punizione. Si gioca adesso una partita completamente diversa
anche sull'impianto degli stati d'animo da una panchina all'altra, e con la pioggia battente che continua ad inzuppare il terreno di gioco, con Castellini il movimento per il colpo di testa in posizione centrale da parte di Palermo, che si era trovato un pertugio per linee centrali. Adesso schiacciata la formazione di casa, il taglio sul versante di sinistra per Adessi, pallone troppo lungo, troppo profondo, e adesso bisogna anche considerare la fatica accumulata. È la prima partita che il Catania gioca sul terreno bagnato, reputo anche quella della Lamezia, sicuramente in casa non aveva mai piovuto, e ovviamente chi ha giocato al calcio sa che la fatica sicuramente aumenta sul terreno di gioco. Tra l'altro ricordiamo che non è un sintetico, è un terreno di gioco in erba. Si era sparsa la voce che comunque il terreno fosse in sintetico, proprio invece il Lamezia Terme. Attenzione con Cristiani, il movimento all'indietro, chiedono la concessione di una calcio di rigore assolutamente inesistente per Cristiani. Prova invece adesso il Lamezia a cercare la possibilità di trovare la posizione centrale con nuovo entrato. Si riparte invece dal solito schema, palla a centrocampo, adesso si difende il Catania, al centro dell'attacco c'è Crisafi, movimento tra le linee e poi chiusura della Catania con pallone leggermente svirgolato da parte di Sarno, rimessa con le mani dalle parti invece dell'area di Boccia, limite dell'area di rigore per il Lamezia. Saltato l'uomo, corridoio corto, e poi attenzione perché di testa Castellini mette in movimento De Luca, decentrato, adesso portato fuori dai due della linea di centrocampo del Catania. Applausi ovviamente sia per l'autore del gol della formazione rosazzurra, sia anche per Rapisarda. In tandem sono arrivati a contenere il movimento offensivo. Adesso lungo l'area di rigore la solita giocata di Terranova. Dobbiamo fare più attenzione. Terranova è un giocatore che ha trovato sempre spunti utili in questa partita. Eravamo in vantaggio su quel pallone, poi invece lasciato libero proprio perché Castellini si è andato ad imbucare all'altezza della parte bassa dell'area di rigore. Nessuno era andato a contenere l'azione del numero 10 della formazione di casa. Boccia resiste comunque ad una carica, poi arriva Lorenzini, spedisce il pallone direttamente nella tribunetta dei 40 o meno tifosi della Lamezia Terme. Avevo parlato di questa squadra che non ha vissuto di una tifoseria che ha bene accolto i diversi coinvolti nel frattempo della Lamezia Terme. Due rimbalzi e pallone che sul terreno di gioco riuscito dalla distanza viene collocato a destra della porta difesa da Peters, e la grande giocata con la realizzazione di Emanuele, mi è parso proprio lui l'autore del gol dell'1-1 che azzera le distanze e mette il Lamezia nelle condizioni di andare a cercare praticamente l'1-1 e a dare una svolta a questa partita. Una deviazione che con un tiro dalla distanza ha ingannato e ha messo fuori il movimento Peters, e il gol della Lamezia Terme che porta il risultato sull'1-1. Ultima deviazione, non so se Marco Carli ha avuto modo di comunque vedere di chi sia stata l'ultima deviazione del tiro per il gol della Lamezia Terme, che comunque ci sta ed è praticamente 1-1. È tutto da rifare per il Catania. Minuto 62esimo, il momento in cui è arrivato il gol
della Lamezia Terme. Nel frattempo calcio d'angolo battuto dalla Catania, siamo all'interno dell'area di rigore, il pallone, lo spiovente allontanato, applausi. Adesso sono cambiate le dinamiche di gioco per quanto riguarda questa partita, anche la capacità della Lamezia di reagire con il gol che si è insaccato a sinistra della porta difesa da Peters, e adesso il Catania che conquista un calcio d'angolo con Mataloni che allontana Vitale, posizione che adesso è quella del punto di battuta dove andrà Sarno, lo batterà con il sinistro. C'è movimento all'interno dell'area di rigore, come al solito gremita di maglie bianche dei giocatori del Catania, tutta quanta indietro invece la formazione lametina che adesso allontana il lancio, poi Rapisarda mette il pallone in sicurezza, lo sgancia direttamente nella tribuna del pubblico della tribuna, ovviamente non gradito il gesto non perfettamente tecnico ma sicuramente efficace del numero 5 della formazione rossazzurra, Marco Carli. Solo per dirti, Angelo, che sì, poco prima del gol della Mezia erano pronti a fare il loro ingresso in campo Forchignone e Ferrara. Magari lo faranno a breve, ma subito dopo il gol Ferraro ha deciso di aspettare per andare avanti con questi due cambi. Erano pronti, sarebbero entrati se la Mezia non avesse fatto gol. E invece il gol è arrivato, la realizzazione di De Luca, sembra essere stato lui poi l'autore dell'ultima deviazione che ha condotto al gol, comunque è stato assegnato proprio a De Luca il gol. Poi mi darai conferma, Marco, anche dal bordo campo, se queste sono le stesse indicazioni che sono giunte a te. Fatto sta che comunque il risultato è cambiato al minuto 61esimo, adesso siamo al 65esimo. Emanuel, secondo me era stato proprio lui l'autore del gol, e quindi informazione non corretta che c'era arrivata dall'ufficio stampa centrale, e quindi invece sensazione che avevamo avuto in corso proprio d'opera, realizzazione del greco Emanuel per questo gol dell'1-1. E adesso arrivano dalle parti della panchina del Catania delle nuove indicazioni e vedremo se il tecnico Ferrara vorrà cambiare qualcosa o mantenere comunque questo assetto che aveva permesso però alla Lamezia Terme subito dopo la realizzazione del gol dell'1-0, proprio nei minuti precedenti al gol di Emanuel, di trovare anche traiettorie utili e pressing vincenti sulla prime e seconde palle, tali da portare la formazione di casa anche al tiro. Poi la botta dalla distanza, deviazione finale da parte di Emanuel, è il gol dell'1-1 che riporta in equilibrio le sorti di questa partita. A centrocampo il fallo stavolta e di Jefferson. Rapisarda di testa, Sarno, lo scambio poi per la posizione di Palermo. Palermo ancora in possesso di palla lungo il corridoio di destra, Sarno su di lui costante il raddoppio della marcatura, lo scarico su Rizzo, adesso tutta chiusa in 25 metri la linea di centrocampo e difensiva della Lamezia Terme. Ancora una volta Sarno, Rapisarda, Palermo, questo triangolo che adesso prova ad allargare con la botta del capitano che non se la sente, prova invece a scaricare su Russotto a metà tra tiro, cross, arriva invece prima il difensore centrale, ancora Rapisarda, ancora Palermo, stavolta il traversone, lo spiovente all'interno del rigore, palla che rimane lì, però gioco che non viene fermato, e ancora una volta con Rapisarda che prova a scaricare, a sganciare il sinistro, la palla che si perde comunque lontano, e vedete come la pioggia incrementi. Rapisarda prima il controllo, limite dell'area di rigore,
scarico sulla sinistra, il corpo però che non segue. Sostituzioni anche, Marco. Entra De Luca al posto di Russotto. Nel frattempo si confrontano Novelli e Ferraro, che sono arrivati proprio vicino alla nostra postazione tutti e due, perché la panchina del si era lamentata per il tocco in area precedente da parte di un difensore del Lamezia, mentre sta uscendo Russotto entra De Luca, e Novelli è andato da Ferraro per dirgli anche dall'altra parte era successa la stessa cosa, non ti eri lamentato in questo caso. Hanno fatto questo siparietto fra virgolette proprio davanti a noi. Bene, insomma cambia poco. Adesso uscito Russotto, secondo me uno tra i migliori in campo nei primi 45 minuti, proprio per il sistema che ha dovuto adottare, secondo ovviamente le indicazioni del tecnico Ferraro, che ha un po' snaturato. Attenzione però nel frattempo, perché pericolo arriva all'interno dell'area di rigore del Catania. Quando si sganciano in velocità quelli del Lamezia possono prendere anche fiducia, e tutto passa dai piedi di Emanuel, l'autore tra l'altro del tiro e anche del gol, seppur con una leggera deviazione. Sempre il numero 33 della formazione di casa, con la possibilità da parte stavolta di Boccia di allontanare da una parte all'altra però del rettangolo di gioco la rovesciata all'interno dell'area di rigore del Catania, con pallone che però si perde abbondantemente distante dai legni della porta difesa da Beters, ma non dobbiamo fare più avvicinare con tale frequenza. Guardate De Luca, il controllo di Boccia, poi la rovesciata all'interno della rigore da parte di Cristiani, palla che si perde fuori, ma soffriamo particolarmente lì a destra, in un posto dove difficilmente soffriamo sulla fase difensiva. Loro ci hanno messo praticamente tutti i carichi possibili. C'è Terranova che si sgancia con grande frequenza, poi palloni che arrivano per il greco Emanuel, ma sostituzione adesso. Marco, mi confermi le sostituzioni sulla Lamezia? Sì, Angelo esce proprio a Dessi, sì. Ed entra al suo posto Alma. A Dessi l'abbiamo ricordato, vice capocannoniere, insomma esce lui. Ricordiamo che poco fa è entrato il capocannoniere del campionato insieme a Vitale del Sant'Agata e a Randis del Ragusa, vale a dire Jefferson. Assolutamente sì, è entrato Alma che è un'altra ala, è un'ala sinistra, e quindi l'uscita di Alessi comunque non snatura l'impianto di gioco di chiara vocazione offensiva di Raffaele Novelli, che adesso prova davvero a cambiare l'inerzia della partita. Ovviamente partita che aveva trovato il punto di squilibrio dopo il gol realizzato da Palermo, poi c'è un fallo fischiato come al solito, il solito giocatore più pericoloso che è Terranova, con l'inserimento di Castellini in prima battuta, poi rimane infortunato il difensore centrale della formazione rossazzurra. Si rialza proprio in questo istante, ma l'arbitro aveva precedentemente comunque fischiato il fallo su Pietro Terranova. Calcio di punizione che verrà battuto proprio dallo stesso numero 10, sempre lui l'autore comunque dei tiri sugli sviluppi di calci di punizione. La posizione è comunque favorevole, siamo distanti 9,15 metri, grosso modo 9,20 metri rispetto alla linea che demarca l'area di rigore, tant'è vero che siamo stati portati a mettere la barriera proprio a ridosso della linea che demarca l'area di rigore, roba di 30-40 centimetri leggermente spostati in avanti. L'arbitro quindi ferma la posizione della barriera, comanda a tutti quanti di indietreggiare ancora per qualche centimetro, e soprattutto comanda e dice di fare attenzione a non alzare le braccia nel momento in cui verrà scoccato il tiro, perché fischierà l'eventuale calcio di punizione. C'è Terranova, la battuta di Terranova, stavolta arriva Palermo di testa,
la intercetta, la rispedisce nuovamente al mittente, ancora una volta Terranova chiamato a girarsi, adesso preferisce scaricare all'indietro, partire dalla linea più difensiva con Cadili. In avanti la Mezzia Terme, non riusciamo però a svincolarci da questo tentativo di Morsa lì in mezzo al campo. Emmanuel con ancora la Mezzia in possesso palla, abbiamo perso un po' di lucidità e un po' di freschezza, si lavora spalla a spalla sul fronte offensivo e difensivo del Catania. Crisafi se l'è vista prima con Castellini, ovviamente non ha commesso fallo, difensore centrale del Catania, ma fino all'ultimo istante ha provato a contenere la rincorsa dell'avversario. Marco Carli, altre sostituzioni dalla fila del Catania. Sì, è arrivato il momento di Forchignone e Ferrara, ve l'avevamo detto in precedenza, sarebbero entrati probabilmente subito se la Mezzia non avesse pareggiato, entrano adesso al posto di Boccia e di Sarno, dunque Forchignone e Ferrara per Boccia e Sarno nelle fila dei rossazzurri oggi in maglia bianca. L'ingresso di Forchignone non cambia granché nella dinamica della Catania, ovviamente utilizziamo un giocatore che ha minore esperienza e sicuramente minore coefficiente tecnico, ma è un giocatore che quando è stato chiamato in causa nella parte iniziale di questo campionato ha dimostrato di poter davvero creare anche scompensi alle difese avversarie proprio per la sua importante fisicità, e sul bagnato potrebbe essere anche un giocatore che potrebbe leggere bene questa partita sul fronte offensivo. Ovviamente anche le pile particolarmente cariche per non essere stato più convocato tra i titolari nelle ultime apparizioni del Catania, mentre l'arbitro ferma il gioco per comandare una calcio di punizione come al solito, solito spina nel fianco che è Terranova. Stavolta dalle sue parti l'autore del fallo è stato proprio De Luca, appena entrato, e adesso stiamo giocando davvero con un fronte offensivo particolarmente nutrito. Abbiamo cambiato gli esterni, ma ne abbiamo messi due, uno come Forchignone e De Luca, che ovviamente non farà sicuramente quello che è stato il gioco di Russotto nei primi 45 minuti, chiamato più ad interventi da centrocampista avanzato aggiunto, quasi da suggeritore dietro le punte piuttosto che da esterno. Buono il controllo in mezzo al campo della Lamezia Terme, che adesso prova a rimpolpare il fronte offensivo con i pugni, arriva, e poi incredibile, una deviazione quasi improvvida stava per portare al gol la Lamezia Terme, perché Crisafi si è visto praticamente intercettato da un tiro alla distanza dopo l'uscita così a pugni chiusi ma in posizione centrale da parte dell'estremo difensore del Catania Betters, e poi sul lungo tiro dalla distanza, pallone che rimbalza proprio dove era rimasto comunque a terra Crisafi, poi la sfera arriva comunque abbondantemente fuori. Nel frattempo il guardalinea aveva comunque segnalato una posizione regolare, ma non bisogna rischiare, soprattutto stiamo concedendo qualcosa lì nella parte centrale del campo, e questo sicuramente non va bene. Ora Pisarda adesso chiamato a partire, non ha più Sarao, non ha più Sarno, e adesso c'ha De Luca che invece controlla il pallone con un abbraccio di tutta evidenza. L'intervento nel frattempo è stato autorizzato a rientrare Crisafi, giocatore che è rimasto contuso nella precedente azione, e abbiamo Forchignone che si è collocato sul versante offensivo di destra con De Luca che invece è andato a sinistra, anche se nella precedente azione il taglio di De Luca lo aveva portato da sinistra a trovare la possibilità di accentrarsi a destra. Partita che riprende al minuto 78esimo con un calcio di punizione, una serie di impalli. Attenzione, può approfittare però il Catania proprio con De Luca, poi lo scambio sul lato lungo della rincorsa, però inutile
di Castellini che non riesce a recuperare il pallone, troppo profondo il lancio, è troppo tagliato. Consegniamo la sfera agli avversari mentre ovviamente continua a piovere qui allo stadio di Lamezia Terme, allo stadio Guido Di Ippolito, un risultato di 1-1, 79 minuti dall'inizio di questa partita che adesso si snoda su due fronti con maglie che si sono allargate, soprattutto quelle della Catania, che dovranno ovviamente ricompattarsi soprattutto lì in mezzo al campo. Rapisarda, movimento poi per la possibilità di allargare il gioco sul versante sinistro del campo, l'avanzata da parte di De Luca, il controllo, il traversone, lo scorrimento e l'area di rigore, e poi la girata di testa, il pallone che davvero si perde di pochissimo a sinistra della porta di Mataloni. Peccato, perché guardate il primo movimento, poi pallone intercettato e comunque non pochissimo. La percezione alla nostra distanza siderale rispetto alla girata di testa non ci aveva dato la prospettiva giusta, pallone che si perde fuori. Comunque rimane buono il gesto atletico, ma soprattutto rimane il fatto che il Catania negli ultimi 2 minuti, 3 minuti ha cercato di allentare la morsa della Lamezia Terme, che si era fatta particolarmente significativa dopo la realizzazione del gol dell'1-1. De Luca, toccato duro, si rialza, scambio di saluti, si fa Savassandire tra i due numeri 17, Cristiani da una parte e De Luca dall'altra. Calcio di punizione invece che tutto quanto della Catania. Adesso formazione rossazzurra con indicazioni che giungono alla panchina. Dopo parleremo con Marco Carli, perché proprio Rapisarda più volte si è girato all'indirizzo della panchina della Catania. C'è il calcio di punizione battuto proprio in questo istante, prova ad intercettare il tiro, pallone che si perde fuori oltre la linea dell'out, è proprio Ferrara l'ultimo tocco ed è il giocatore della Lamezia Terme. Si riprende quindi a giocare con un calcio d'angolo dal punto di battuta, ma il capitano oggi della Catania Rizzo, pallone che spiove all'interno del rigore, non ci arriva Lorenzini, si arrabbiano in tanti lì perché la traiettoria poteva essere anche invitante, e Marco Carli ci dice cosa aveva da dire Rapisarda più volte alla panchina del Catania. Più che altro aveva da dire Ferraro con Forchignone, proprio nell'occasione del calcio di punizione gli dava le indicazioni su dove doveva andarsi a piazzare esattamente, poi sugli sviluppi è arrivato il calcio d'angolo per il Catania. Ti dico Angelo, visto che adesso un po' diminuito l'intensità della pioggia, però piove da circa un'ora e dobbiamo tenere in considerazione la pioggia che c'è stata, che hai ricordato tu e anch'io, fra mezzogiorno e l'una e le 13 di oggi. Va detto che il terreno di gioco ha retto secondo me abbastanza bene, ha drenato molto bene, perché la partita si è giocata in modo praticamente sereno, nonostante l'acquazzone di poco prima della partita e nonostante la pioggia del momento. Sì, abbiamo parlato prima all'inizio di questa partita proprio col preparatore atletico della Lamezia Terme, con lo staff tecnico, tra l'altro persona conosciuta proprio per trascorsi con squadre siciliane. Ci parlava comunque l'ottimo drenaggio di questo terreno di gioco, ma torniamo nuovamente a raccontarvi la partita, anche se nel frattempo ci sono state poche azioni, con un risultato di 1-1 che ovviamente può stare anche bene alla formazione rossazzurra. E adesso probabilmente negli ultimi 10 minuti subentrerà probabilmente la paura di andarla a perdere da una parte e dall'altra, mentre attenzione c'è De Luca all'interno dell'area di rigore, non ci arriva perché viene fermato prima, ma ancora una volta lo recupera il Catania, il pallone lo fa con Palermo, poi lo scarico sul versante di sinistra, la manovra poi al centro dell'area di rigore, non riesce però stavolta ad aggirare il primo ostacolo, va in raddoppio di marcatura sulla giocatore in maglia bianca del Catania. Attenzione perché può partire la ripartenza da parte della Lamezia Terme, mette il pallone in sicurezza il Catania con Rapisarda che taglia l'area di tre quarti difensiva, lo scarico poi su Rizzo con Forchignone di testa al limite
con la possibilità da parte di Jefferson il controllo col destro poi col sinistro tra due avversari, entra sulla terza, poi Jefferson rovina all'interno dell'area di rigore, non ci sono gli estremi però per la massima punizione contro la Lamezia Terme non la invoca neppure comunque il giocatore brasiliano in maglia rossa-azzurra, che se l'era vista tutta quanta da solo nel momento in cui aveva dovuto saltare due avversari, poi il terzo, poi provare ancora a cercare l'azione all'interno dell'area di rigore. Mamma mia, il tiro di De Luca, ragazzo che abbiamo detto di grandi prospettive, pallone che viene respinto da parte di Beters con pericolo ovviamente per il Catania, che su quel fronte oggi ha sofferto particolarmente ed è un fatto assolutamente strano. Scivola Palermo, consegna il pallone all'avversario, l'arbitro controlla il cronometro ma non ferma il gioco perché ovviamente non ci sono stati falli dal centrocampo. Sembra che a questo punto il Lamezia voglia davvero aspettare il momento buono per trovare lo slancio offensivo vincente. Ne approfitta invece adesso il Catania, si va a vedere Forchignone servito sul corto, poi arriva la Pisarda in leggero ritardo, l'ultimo controllo, il pallone fuori, la rimessa con le mani tutta quanta per il Catania. La stezza per un attimo da parte di Cadini, pallone consegnato però al Catania e dalla panchina della formazione rosazzurra Giovanni Ferraro, che continua a dire qualcosa proprio a Rizzo, lo chiama vicino a sé. Nel frattempo il gioco è fermo perché ci sono crampi per il giocatore forse più rappresentativo in questa partita della Lamezia, e a questo punto cedo la linea a Marco Carli. Allora, Ferraro ce l'ha con Vitale, in questo momento sta proprio parlando con lui, lo ha invitato più volte ad andare a dare fastidio ai giocatori della squadra di casa nel momento della ripartenza dell'azione. Gliel'ha detto 1 o 2 volte mentre il giocatore era a centrocampo, adesso si è avvicinato proprio al tecnico e gliel'ha ripetuto un'altra volta, per cui insomma questo era il motivo di un Ferraro scatenato in questo caso. Si è rialzato nel frattempo Cristiani, adesso l'arbitro lo autorizzerà nuovamente a rientrare sul rettangolo di gioco. L'azione era stata fermata sulla rimessa con le mani già operata dal Catania, pallone comunque perso e adesso Lamezia che può provare a sganciare. Arriva De Luca, posizione sicuramente più arretrata con Vitale, lo scambio al centro con Rizzo, riparte poi il Catania, prova anche con Ferrara a lanciare la squadra. Ottimo il taglio da parte di Ferrara. Siamo sul versante sinistra del campo con la formazione rossazzurra, lo spiovente al centro della rigore, viene allontanato, tutta indietro la formazione del tecnico Novelli, che adesso prova a saltare l'uomo lì in mezzo al campo, lo fa affidandosi come al solito a Pietro Terranova, commette però fallo il numero 10 della squadra giallo-blu. L'arbitro comanda il calcio di punizione. Forchignone, dopo la battuta del calcio di punizione da parte di Rizzo, lo scambio con Rapisarda, poi arriva Lorenzini, testa alta di Lorenzini, scodella al centro con comunque traiettoria intercettata dai lunghi centrali difensivi della Lamezia Terme. L'arbitro interrompe il gioco e comanda stavolta il calcio di punizione a favore della Lamezia. Non è stato ancora battuto, lo fanno proprio in questo istante, c'è ancora comunque movimento nella panchina della Lamezia, forse sono in serbo altre sostituzioni da qui alla fine di questa partita. Siamo giunti al minuto 88esimo, Lamezia Terme, attenzione con il pallone che spiove all'interno della rigore, si alza Pietro Terranova, ma la sfera lo sorvola abbondantemente, non demorde però il numero 10 della formazione di casa, e lì come al solito al centro c'è sempre quel pericolo immanente di Crisafi
che rimane anche quanto a centimetri, adesso marcato proprio dal nuovo entrato della Catania, Michele Ferrara. Sul fronte invece propositivo della formazione rossazzurra si ritorna nuovamente sul piede di Rizzo, si arriva a Forchignone, invece si fa vedere la Pisarda, Forchignone lo evita, quindi preferisce lo spiovente, e poi sul primo palo l'intervento è posizione però poi irregolare sulla girata da parte di De Luca, che aveva intercettato il primo palo della porta difesa da Mataloni. Guardate, Forchignone gliela mette col contagiri, De Luca la girata, ma Mataloni era stato attento nel seguire la traiettoria del pallone, poi tiro non invincibile, quello nella rovesciata aerea di De Luca. Avrebbe probabilmente potuto fare qualcosa di più Forchignone, piuttosto che andare a cercare lo spiovente per il compagno di squadra decentrato. Avrebbe magari potuto pensare al tiro, ma sappiamo che questo probabilmente non è neanche nelle corde del giocatore. Nel frattempo intervento dei sanitari su Silvestri, nulla di particolarmente serio comunque, mentre tra qualche istante scoccherà il 90° e cerchiamo di sapere da Marco Cardi se abbiamo indicazioni sul recupero. No, sembra che abbia dato 5 minuti, ancora non sappiamo esattamente, anzi 6, ecco, sono 6 minuti di recupero, erano 5, ma poi con questa ultima interruzione sono diventati 6 minuti di recupero. Mi sembra coerente anche con le sostituzioni, la girandola di sostituzioni e qualche così intervallo per consentire ai medici 2 interventi non particolarmente significativi. La Vagnetta che quindi ci dice che ci saranno 6 minuti da recuperare. L'importante è comunque che il Catania non dia la possibilità alla Mezzia Terme di andare a pressare così come ha fatto nella parte iniziale dei secondi 45 minuti, o quello, diciamo, quell'intervallo che era arrivato dopo il gol di Palermo. Da qualche minuto, anzi da una decina di minuti, la Mezzia Terme non pressa più con quella insistenza. Nel frattempo recuperata la posizione e anche l'equivalenza numerica delle 2 squadre, è rientrato dopo gli interventi del caso Silvestri tra le fila della Mezzia Terme. Nel frattempo ci prova il Catania con Forchignone, ma poi non è un tiro, non è un cross, soltanto un appoggio, 3 rimbalzi dritto per dritto, arriva tra le braccia di Mataloni, che comunque consegna il pallone compagni di squadra. Disimpegno sbagliato e così adesso il terreno di gioco diventa assolutamente improvvido. Recupera però il pallone nuovamente il Catania, siamo spostati sul versante sinistro del campo, il traversone all'interno della rigore direttamente fuori. Peccato, perché poteva essere confezionata in maniera probabilmente più attenta questa azione. Adesso il Castellini è andato, dopo l'ingresso in campo di Michele Ferrara, ad avere il ruolo di esterno di sinistra. Ricordiamo che Castellini è quei giocatori in grado di ricoprire tutte le linee e tutte le posizioni della linea difensiva, e adesso torna a fare nuovamente l'esterno di sinistra, però il lancio particolarmente lungo non riesce a recuperarlo. Rapisarda si rivolge a Peters e gli dice di stare calmo, di stare tranquillo, e soprattutto di non osare interventi avventati. Risultato di 1-1 che ci può stare alla fine di questa partita. 2 minuti e mezzo, ne mancano 3 e mezzo ancora praticamente allo scadere dei 6 concessi dal direttore di gara, e adesso Lorenzini mette la palla in sicurezza, ma stavolta la mette davvero distante da tutto. Si riprenderà quindi a giocare con una rimessa con le mani a favore della formazione giallo-blu di casa. Chiude praticamente in attacco la Mezzia Terme. Il terzo minuto di recupero, ne mancano però ancora 3 da giocare, e bisogna essere particolarmente attenti e misurati in questo scontro al vertice, questa giornata di campionato tanto attesa qui alla Mezzia. E adesso probabilmente la paura di esporre il fianco all'avversario, a
la supremazia, la prevalenza rispetto a quelle che sono invece le volontà iniziali comunque di fare bottino pieno all'esito di questa partita, con il Catania che adesso prova a manovrare lì in mezzo al campo con Castellini che ha ritrovato nuova linfa sul settore di sinistra del campo, non lo ferma assolutamente nessuno, forse lo ferma soltanto alla fine del campo, anzi no, lo scarico all'indietro, il pallone all'interno dell'area di rigore, il doppio movimento di gambe e poi fortunatamente non perdiamo il pallone con Lorenzini, una serie di controlli, poi l'arbitro ferma il gioco per comandare il calcio di punizione a favore della Lamezia Terme. Ci eravamo praticamente imbucati sul movimento poi offensivo di Crisafi, ma abbiamo probabilmente sciupato una ghiottissima opportunità su una giocata di Castellini che si era fatto praticamente un cost to cost, e ancora una volta Lorenzini non sa chi dare il pallone, preferisce spedirlo direttamente in sicurezza fuori. Tanti interventi di Lorenzini, diciamo d'estrema ratio, si dice così, quando non hai giocatori su cui appoggiare preferisci sempre mettere l'esperienza del calcio giocato anche nelle categorie più basse, metti il pallone in sicurezza e metti a volte anche in sicurezza il risultato che ricordiamolo è di 1-1 quando praticamente mancano 51 secondi alla fine di questa partita. Sono trascorsi già 5 minuti e 10 in questo istante dei 6 di recupero, risultato di 1-1 con il pallone che transita all'interno dell'area di rigore della Lamezia Terme. L'arbitro però vede un fallo in attacco, comanda un calcio di punizione a favore della squadra di Raffaele Novelli, risultato di 1-1 con il cronometro che scorre, con Lamezia Terme che prova ad affondare il colpo. Bravo però stavolta Ferrara nell'intervento da centrale difensivo, una serie di rimpalli, attenzione perché c'è Lamezia Terme che può scaricare sulla versante di sinistra del campo dove gioca Alma, poi all'indietro posizione centrale, pallone scodellato con Lorenzini, adesso deve fare con calma il Catania, l'arbitro però ferma il gioco, fischia 3 volte e dice che la partita è finita. Il risultato di 1-1 che segue alla fine di questi 96 minuti giocati dalle due squadre consegna a questo punto un punto alla Lamezia Terme, ma consegna anche un punto importante al Catania. L'importante era non perdere questa partita e soprattutto non perdere i 10 punti di distanza.